È stata una festa della donna diversa, quella promossa dall'Associazione Agape di Agrigento. Un 8 marzo senza convegno o dibattiti che ha visto la Presidente Angela Galvano e le altre socie vivere un momento di solidarietà tangibile in favore di altre donne. L'Associazione Agape, infatti, ha incontrato le volontarie del CAV, Centro Aiuto alla Vita di Agrigento, ed alcune delle loro assistite, portando con loro, oltre alla classica mimosa, simbolo dell'8 marzo, la loro solidarietà e vicinanza ed anche dei regali per le donne ed i loro piccoli. È stata anche l'occasione per programmare future iniziative comuni che vedranno le due associazioni unite in favore ed in aiuto delle donne in difficoltà. Ma ecco le protagoniste. Sì, come associazione Agape abbiamo deciso quest'anno di dedicare l'8 marzo, quindi la celebrazione di questa festa, alla maternità e alla solidarietà, ed è per questo motivo che abbiamo contattato l'associazione Centro Aiuto alla Vita nella persona della sua presidente Pinuccia Pappalardo per proporgli quella che era la nostra idea relativa a questa giornata. Abbiamo trovato nella presidente grande disponibilità e ha sposato in pieno la nostra iniziativa. Noi abbiamo voluto dedicare questa giornata appunto alla maternità perché riteniamo che la maternità e le donne in gravidanza debbano essere tutelate le mamme e tutelate la vita che portano in grembo. Purtroppo spesso accade che vi sono donne in difficoltà perché si trovano da sole ad affrontare una gravidanza, a volte si trovano di fronte ad un bivio, così come a volte anche capita che vi siano delle famiglie in difficoltà, non soltanto le madri, anche per esempio per questioni economiche. Ecco che arriva così l'aiuto di associazioni come Centro Aiuto alla Vita, come la nostra associazione, che siamo un'associazione di promozione sociale e che, sposando dei valori e dei principi che tengono insieme le nostre associazioni, abbiamo come finalità quelle di aiutare il prossimo, di essere presenti sul territorio. Con questa iniziativa noi miriamo proprio a dare un segnale che miri a sottolineare l'importanza della maternità, l'importanza della tutela della vita, l'importanza di stare accanto a quelle ragazze e a quelle donne che dovrebbero vivere in maniera serena e tranquilla quello che è il momento più bello della vita di una donna, e invece spesso si vedono e si trovano da sole a vivere un periodo pieno d'ansia e di preoccupazione. Una solidarietà tangibile, perché vedo che avete portato tante belle cose. Sì, abbiamo deciso di portare dei doni, una fornitura di pannolini per l'associazione Centro Aiuto alla Vita, giocattoli, indumenti, tutto ciò che potrebbe servire ad un bambino che si affaccia alla vita. Gli aiuti, quando arrivano, fanno sempre bene e dimostrano che quindi il lavoro da voi svolto viene apprezzato dalla società civile. Eh sì, è vero, e in questo anno particolare abbiamo avuto tantissima solidarietà. Per noi, per le nostre mamme, è stato veramente un grande sollievo. Anche oggi donne che aiutano altre donne, mamme che aiutano altre mamme, perché il dono della maternità è una cosa meravigliosa, ma spesso molte donne sono costrette a scegliere se portare avanti la gravidanza o no, e tutto questo spesso si fa per motivi economici, si fa anche per tanti altri motivi, però dove c'è proprio il vero problema è quello economico, allora il CAV, il Centro Aiuto alla Vita, presente da ben 23 anni ad Agrigento, è sempre pronto ad aprire le porte ed aiutare queste mamme. Oggi, grazie all'associazione Agape, con cui presidente è la Angela Galvano, una mia cara amica, devo dire che per noi è un pomeriggio diverso dai soliti stare dietro ad una scrivania e parlare di donne, dei problemi delle donne, delle fragilità delle donne. Tante sono le fragilità delle donne e spesso la donna è costretta a non voler portare avanti la gravidanza perché resta da sola. Qual è il prototipo della donna vostra assistita? Diciamo che noi assistiamo dalle sedicenni anche alle quarantenni, perché spesso, ecco, come ho detto prima, accettare una gravidanza è dura, sia per la ragazzina e sia per la donna matura che pensava di non avere più figli, però con grande umiltà e con grande veramente, come dire, ecco, bussare alla porta del CAV significa aiutatemi a portare avanti questa gravidanza, io da solo non ce la faccio, e quindi noi diamo un sostegno spesso anche economico, perché no? Perché il progetto Gemma
è una cosa importante, cioè quella piccola cifra che noi diamo ogni mese per tutte quelle donne che hanno rischiato di abortire proprio per problemi economici, allora arriviamo noi. Infatti la giornata della vita quest'anno è stata proficua e grazie a questa giornata del 5 di febbraio noi quest'anno possiamo salvare 6 bambini da un aborto sicuro. Io volevo ringraziare il Centro Aiuto per la Vita che mi ha aiutato a portare avanti la mia gravidanza, mi ha assistito sia durante il parto, diciamo mentre ero in gravidanza, anche dopo, mi hanno aiutato con il mio bimbo, mi hanno dato il progetto Gemma e tante altre cose per il mio bimbo. Ringrazio anche l'associazione Agape che ci hanno fatto dei regali che sono oggi qui con noi.